Maxi tamponamento tra mezzi pesanti nel pomeriggio verso le 14:30 lungo l'autostrada A4 nel tratto a 3 corsie sul viadotto del tagliamento in direzione Venezia, carreggiata ovest. Il bilancio è pesante, un morto e 2 feriti, tra cui uno ricoverato in gravi condizioni. Il tir ha tamponato una bisarca e nell'urto a catena sono rimasti coinvolti altri 2 mezzi pesanti, tra cui un auto articolato che trasportava granaglie. Il materiale infatti si è riversato sull'asfalto, occupando anche la corsia di sorpasso e quella veloce. Sul posto sono giunti poco dopo l'equipaggio dell'ambulanza dalla Tisana e l'aerisoccorso inviati dalla sala operativa della struttura regionale emergenza sanitaria, oltre al personale autostradale e i vigili del fuoco con squadre dalla Tisana e Porto Gruaro. Per permettere l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l'ingresso al casello di Latisana in direzione Venezia e Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proveniva da Trieste.